Ci sarebbe un problema tecnico alla caldaia che a causa di una valvola allentata avrebbe provocato una fuga di gas alla base dell'esplosione che nella notte ha sventrato un'abitazione in zona Altichiero. L'esplosione causata dalla fuga di gas avrebbe creato un botto potente, ma la locazione isolata dell'abitazione ha fatto sì che nessuno si sia reso realmente conto dell'accaduto fino alla mattina, quando intorno alle 8 è arrivata la prima chiamata al 115. I vigili del fuoco, intervenuti da Padova, Mestre e Treviso, anche con i nuclei specializzati in questo tipo di emergenze, come gli user e i cinofili, hanno bonificato l'area appurando che al momento della deflagrazione la casa era vuota. Un'esplosione talmente potente da scaraventare pezzi della casa anche nel campo antistante a circa 100 metri di distanza. Il crollo completo dell'abitazione è avvenuto nel primo pomeriggio, quando l'area era già stata liberata dal personale di soccorso. Sul posto, oltre ai pompieri, anche il SUEM 118 e i carabinieri per i rilevamenti del caso. Ora l'area è stata posta sotto sequestro. Sfiscia Marciane News, Padova.